Questo è un servizio offerto dal Santone di Avella, il maestro Cleo. Oroscopo della settimana, dal 18 al 24 luglio. Ariete, cari Ariete. Questa sarà una settimana in cui, molto semplicemente, sarà più sicuro starvi alla larga. Anche Venere raggiunge il Sole in Cancro e vi porta via quella po' di leggerezza che vi godevate quando tornavate a casa dal lavoro. Ora anche le questioni di cuore e di relazioni in genere diventano più complicate. Quindi, se ne avete la possibilità, fuggite in vacanza. Altrimenti dovrà farlo chi vi sta intorno, Toro. Il bene dell'altra settimana diventa benissimo, cari Toro. Direi che non avete proprio di che lamentarvi per come sta andando questa calda estate 2022. Avete recuperato grinta, fiducia e convinzione per raggiungere i vostri obiettivi e siete una vera e propria macchina da guerra sul lavoro. Vacanze? Non ci pensate proprio. E avete ragione. Ora arriva anche questa Venere dolcissima ad allietarvi ancor di più le giornate che si fanno sempre più belle. Sfruttatele tutte. Gemelli. Cari gemelli. Anche Venere vi saluta. Ma le cose continuano ad andare bene. Le stelle dell'oroscopo della settimana dal 18 luglio al 24 luglio si impegneranno a rimpinguare le vostre tasche. E se voi seguirete il vostro istinto riuscirete a individuare facilmente la strada che vi indichino perché ciò diventi realtà. Quindi mantenete l'intuito sempre sveglio ed allentato e tenetevi pronti. Finalmente, ad incassare. Cancro. Cari Cancro. Le stelle più belle illuminano il vostro cielo e il vostro percorso di vita in questo mese di luglio. Davvero non ci sarebbe altro da aggiungere. Anche perché tutta questa energia positiva ve la sentite addosso e vi spinge a fare. Ma anche a immaginare e a desiderare. Saranno le fiamme che accenderete nel vostro cuore in questo periodo che bruceranno per farvi andare sempre più avanti nei prossimi mesi. Accendete questo fuoco. Leone, cari Leone. Una strana smania segnerà molte delle vostre giornate della prossima settimana. Vi state chiedendo che succede? Beh, non sappiamo come comunicarvelo, ma temiamo che si tratti di banale, naturale, umana stanchezza. State spingendo sull'acceleratore almeno da un mese e ora che il caldo si fa più impietoso anche la fatica inizia a farsi sentire di più. Lo scoprirvi all'improvviso un essere umano con i relativi limiti non dovrebbe sconvolgervi troppo. Quindi, basta malumore. Un bel piano relax. Fughe al mare, in montagna, alle terme. Dove volete. E vedrete che ripartirete agli ugagliardi di prima. Vergine. Cari Vergine. Un cielo già bello. Migliora con l'arrivo di questa Venere che per voi si traduce in una grande mano per semplificare le piccole grandi incombenze che segnano la nostra vita quotidiana. Così, d'improvviso per voi si ribalta la legge di Murphy e tutto quello che potrebbe andare storto si guarderà bene dal farlo. È davvero un momento che vi permette di recuperare forma fisica e mentale e di presentarvi nella parte più bella dell'estate pronti a godervela con grande tenerezza. Bilancia, cari Bilancia l'oroscopo.
Della settimana dal 18 luglio al 24 luglio vi sussurra all'orecchio quella parolina che va tanto di moda e di cui dovreste recuperare il significato. Resilienza. Sì. Vi si chiede di portare pazienza. Insistere e resistere. Forza e coraggio. Che qualche giornata nera è causata da nubi che sono di passaggio. Le scocciature sono diverse e sia in famiglia che al lavoro non ne potete più. Aiutatevi pensando che le meritate vacanze ormai sono vicine. Scorpione. Bellissima la vostra estate, cari scorpioni. Anzi, sempre più bella. Ma che volete di più? Forma fisica al massimo. Sorriso stampato perennemente in faccia. Fascino letale. Amici. Parenti. Amori. Amanti. Capi pendono dalle vostre labbra e dalla vostra personalità che in questi giorni si rivela travolgente. Se dovessimo mettere un voto da 1 a 10 vi metteremmo 11. Sagittario. Cari Sagittario. È ora di andare in vacanza per voi. Senza dubbio. Se potete partite. Ora. Allontanarvi fisicamente e distrarvi vi aiuterà a guardare dalla giusta distanza una situazione che vi sta logorando. Non perché sia irrisolvibile. Anzi. Ma perché è divenuta un tarlo. La soluzione è prendere le cose di petto. Ma solo nel momento in cui avrete chiaro il da farsi. Per questo la priorità è recuperare la lucidità. Come? Se potete. Vacanza. Capricorno. Cari Capricorno, anche voi siete arrivati con le batterie scariche a questa seconda parte di luglio e anche voi sentite l'assoluto bisogno di staccare. Molto più del solito. Non è un'impressione, l'oroscopo della prossima settimana vi invita davvero a ritagliarvi ogni più piccolo momento di relax appena possibile. Coraggio. Le vacanze sono vicine anche per voi. Se invece ve le state già godendo, ci raccomandiamo di spegnere il cellulare. Acquario. Cari Acquario. Questo caldo vi toglie energie fisiche. Se la testa vi supporta ancora e i progetti sono ancora tanti, così come gli impegni, è il fisico che fa fatica a tenergli testa. Sentite l'urgente bisogno di passare almeno una giornata sdraiati su un lettino in riva al mare con il cellulare silenziato, ascoltando solo il rumore delle onde e crogiolandovi al sole. Date retta ai vostri bisogni e fatelo. Può bastare un piccolo break in attesa delle vacanze per riconquistare le energie perdute. Pesci. Cari pesci. Siamo lieti di annunciarvi che l'oroscopo della settimana dal 18 luglio al 24 luglio prevede per voi nuove emozioni. Eh sì, il vostro cuore. Così impegnato sul fronte dei vostri progetti. Ora ricomincia a battere forte anche per le persone e per una in particolare. Che sia un nuovo incontro o un'intesa ritrovata la prossima settimana, la vostra vita sentimentale tornerà finalmente al centro dei vostri interessi.